Indagini in corso per la polizia stradale nell'accertare cause e dinamica del grave incidente sulla A12 in cui hanno perso la vita 2 persone. Dopo il collasso di ieri, oggi traffico regolare. La forza del male nasce dal rifiuto dell'amore di Dio. Lungo intervento di Benedetto XVI sul tema degli abusi nella Chiesa. Dal Papa Emerito un forte monito: la Chiesa è lo strumento attraverso il quale Dio ci salva. In cammino verso l'autenticità si è concluso il percorso in preparazione alla Pasqua per i soci del Serra Club. Ultimo appuntamento, la celebrazione del precetto pasquale presieduta da Monsignor Tanasini. Posticipato al 15 giugno per i comuni il termine per effettuare interventi di ripascimento e di messa in sicurezza delle spiagge. La Regione ha stanziato per il 2018 altri 1,3 milioni di euro. Fase finale per Liguria Crea Impresa. Domani a Chiavari la scelta delle 3 idee vincitrici nelle rispettive categorie. Diversi i momenti collaterali di dibattito, confronto e spettacolo. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. In apertura subito la cronaca ci porta a Rapallo perché un operaio di 72 anni è morto questo pomeriggio all'interno del porto Carlo Riva di Rapallo a causa molto probabilmente di un malore sulla cui origine sono in corso indagini. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava lavorando per ispezionare le chiglie delle barche maneggiando alcune bombole per immersione quando è svenuto. Inutili soccorsi del personale del 118 e dei militi della Croce Bianca di Rapallo giunti sul posto. Per ricostruire esattamente l'accaduto, dicevamo, sono in corso le indagini da parte degli uomini della Guardia Costiera e della ASL. Oggi qui nel porto doveva essere un giorno di festa perché si era finito di recuperare tutte le barche, ma purtroppo sarà un giorno di lutto, scrive su Facebook Nadia Molinaris del Circolo della Pulce. Un sommozzatore tra quelli che hanno lavorato instancabilmente dal 30 ottobre ha avuto un malore, non c'è più, per lui la preghiera alla Vergine di Montallegro e un abbraccio alla famiglia, agli amici e ai colleghi, a tutti coloro che qui in questi mesi lo hanno apprezzato. Notizia che troviamo anche sul nostro sito teleradiopace.com. Ed è stato un lento ritorno alla normalità quello che il Tigullio ha vissuto in queste ore. Il grave incidente autostradale che a Lavagna ha causato la morte di 2 persone ieri pomeriggio ha portato ripercussioni sul traffico urbano molto pesanti che sono rientrate solo nella tarda serata di ieri. Oggi la viabilità in autostrada è stata ripristinata mentre la polizia stradale sta portando avanti le indagini per stabilire cause e dinamica dello schianto che ha coinvolto 2 mezzi pesanti. Facciamo il punto. La situazione del traffico in autostrada è ritornata per quanto possibile alla normalità solo dopo le 10 di questa mattina, quando ultimati i lavori di ripristino da parte dei tecnici è stata riaperta su una sola corsia la carreggiata sud, mentre quella a nord è stata riaperta completamente. Non resta quasi più traccia del terribile schianto che ieri pomeriggio, pochi minuti prima delle 14, ha spezzato in 2 la riviera di Levante e la vita di 2 persone, entrambe residenti nel Savonese. L'autista del mezzo pesante che ha provocato l'incidente, Lorenzo Borgonovo, di 49 anni, e un suo giovane aiutante di 24 anni, Tarsio Andrade, italiano di origini brasiliane, che si trovava a bordo dello stesso mezzo. La polizia stradale sta indagando per accertare la dinamica del sinistro. Secondo i primi accertamenti, l'uomo alla guida del camion con rimorchio avrebbe perso il controllo poco prima di imboccare la galleria Madonna della Neve e dopo aver sbandato ripetutamente è andato a sbattere con la motrice sul muro all'imbocco della galleria, mentre la parte retrostante del mezzo, girandosi, ha invaso l'altra carreggiata sfondando le barriere di protezione in cemento armato ed è andato a colpire una bisarca che stava procedendo in direzione opposta sulla corsia di sorpasso perché in quel tratto era in atto un restringimento di carreggiata a causa di un cantiere. Fortunatamente il rimorchio del mezzo pesante ha centrato la parte retrostante della cabina di guida della bisarca, il cui conducente è rimasto praticamente illeso e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto dallo schianto. Le auto che stava trasportando la bisarca sono cadute distrutte sull'asfalto, ma a bordo non c'era nessuno. Sull'asfalto, invece, deceduti sul colpo sono stati trovati dai soccorritori i corpi delle 2 vittime. Le operazioni di rilievo dell'incidente e di rimozione del materiale dei mezzi distrutti sulla carreggiata sono durate molte ore, nel corso delle quali tutto il traffico autostradale bloccato in entrambe le direzioni si è riversato sulla viabilità urbana, mandando in tilt completamente il traffico. Lunghe code in A12 si sono registrate a partire da Rapallo e da Deiva Marina, mentre lungo tutta l'Aurelia si procedeva a passo d'uomo da Seste Levante a Zoagli, passando per Lavagna, Chiavari e i rispettivi entroterra. Solo dopo le 22 sulla A12 è stata riaperta a doppio senso la carreggiata nord e il traffico lentamente è stato riassorbito.
Voltiamo pagina. Ha avuto ampia eco il testo scritto da Benedetto XVI sul tema degli abusi dei minori nella Chiesa. Il Papa Emerito ha preso spunto dall'incontro del febbraio scorso sulla protezione dei minori, promosso da Papa Francesco. Afferma di voler dare il suo contributo a questa missione, pur non avendo più alcuna diretta responsabilità, e ringrazia il Papa per tutto quello che fa per mostrare di continuo la luce di Dio che anche oggi non è tramontata. Vi proponiamo la sintesi. La forza del male nasce dal rifiuto dell'amore di Dio. Imparare ad amare Dio è la strada per la redenzione degli uomini. Lo scrive il Papa Emerito Benedetto XVI in un lungo testo per la rivista tedesca Klerusblatt, in cui affronta la piaga degli abusi su minori compiuti da esponenti del clero. Il testo è diviso in 3 parti. Nella prima Ratzinger parla del contesto sociale, la rivoluzione sessuale degli anni 60. È in questo periodo, scrive, che la pedofilia è stata considerata come permessa e anche conveniente. Si registra il collasso delle vocazioni sacerdotali e un enorme numero di dimissioni dallo Stato clericale, mentre la teologia morale cattolica, afferma Benedetto XVI, inizia a cedere a tentazioni relativiste, per cui non poteva esserci qualcosa di assolutamente buono né tantomeno qualcosa di sempre malvagio, ma solo ciò che sul momento e a seconda delle circostanze è relativamente meglio. Non solo, ma in ampi settori della teologia morale si mette radicalmente in questione l'autorità della Chiesa, costringendola al silenzio proprio dove è in gioco il confine fra verità e menzogna. Nella seconda parte del testo il Papa Emerito parla delle conseguenze di questo processo sulla formazione dei sacerdoti. In diversi seminari, scrive, si formarono club omosessuali che agivano più o meno apertamente, mentre il sentire conciliare venne di fatto inteso come un atteggiamento critico o negativo nei confronti della tradizione vigente, che ora doveva essere sostituita da un nuovo rapporto radicalmente aperto con il mondo, fino a sviluppare una specie di nuova moderna cattolicità. Benedetto XVI sottolinea che la questione della pedofilia, per quanto ricordi, è divenuta scottante solo nella seconda metà degli anni '80 e in un primo momento è affrontata in modo blando e con lentezza, garantendo i diritti degli accusati e rendendo quasi impossibili le condanne. Per questo concorda con Giovanni Paolo II sull'opportunità di attribuire la competenza alla Congregazione per la dottrina della fede per poter comminare la pena massima, ossia la dimissione dallo stato clericale. Tuttavia si verificavano dei ritardi che dovevano essere evitati. Per questo, osserva, Papa Francesco ha intrapreso nuove riforme. Nella terza parte del testo Benedetto XVI si chiede quali siano le risposte giuste della Chiesa. L'antidoto al male non può che consistere nell'abbandonarsi all'amore di Dio, perché un mondo senza Dio è un mondo senza senso, in cui non ci sono più i criteri del bene e del male, ma solo la legge del più forte e il potere diviene l'unico principio. La verità non conta, anzi, in realtà non esiste. Forte l'accusa alla società occidentale, nella quale Dio nella sfera pubblica è assente, si perde il criterio e la misura dell'umano e può diventare ovvio quel che è male, come il caso della pedofilia. Teorizzata ancora non tanto tempo fa come del tutto giusta, essa si è diffusa sempre di più. La risposta a tutto questo, scrive, è tornare di nuovo a imparare a riconoscere Dio come fondamento della vita. In questa prospettiva il Papa Emerito parla anche della necessità di rinnovare la fede nell'Eucarestia, spesso declassata a gesto cerimoniale che distrugge la grandezza del mistero della morte e resurrezione di Cristo. Oggi la Chiesa viene in gran parte vista solo come un apparato politico e la crisi causata da molti casi di abuso ad opera di sacerdoti spinge a considerarla come qualcosa di mal riuscito, che dobbiamo prendere in mano noi stessi e formare in modo nuovo. Ma una Chiesa fatta da noi non può rappresentare alcuna speranza. No, scrive, anche oggi la Chiesa non consiste solo di pesci cattivi e zizzania. La Chiesa di Dio c'è ed è lo strumento con il quale Dio ci salva. Alla fine del testo il Papa Emerito osserva che vedere e trovare la Chiesa viva è un compito meraviglioso che rafforza e che sempre di nuovo fa essere lieti nella fede. E conclude esprimendo gratitudine a Papa Francesco per quanto sta facendo per mostrare a tutti che la luce di Dio anche oggi non è tramontata. La pagina degli esteri, adesso andiamo in Repubblica Centroafricana. Il missionario carmelitano, padre Aurelio Gazzera, lancia l'allarme per le devastazioni ambientali causate per i cantieri della ricerca dell'oro nell'ovest del paese. Sentiamo. Sono almeno 17 i cantieri aperti da alcune ditte cinesi per la ricerca dell'oro. Le operazioni, iniziate 3 mesi fa a Bosum, nell'ovest del Centrafrica, sono condotte con numerosi macchinari, ruspe e grossi camion cisterna. La denuncia arriva dal carmelitano padre Aurelio Gazzera, che sul proprio blog racconta la situazione in atto. È un
problema grosso per l'inquinamento dell'acqua, probabilmente usano anche il mercurio, per il disastro ecologico che creano perché sconvolgono il letto del fiume e probabilmente non lo rimetteranno a posto, e anche per l'impoverimento delle risorse naturali che non sono a beneficio della popolazione ma diventano a beneficio di questa ditta e di alcuni grandi dignitari del paese, presidente, primo ministro, ministri vari. Il religioso ricorda lo stupore per la visita del primo ministro centrafricano a Bozoum all'inizio di dicembre. In 3 anni non si era mai fatto vedere, racconta padre Gazzara, che aggiunge: evidentemente le cifre in ballo sono enormi. Ho trovato un ordine di carburante di 1.080.000 litri di gasolio, che fa circa 1.300.000 euro, giusto per avere un'idea del gioco che c'è. La denuncia sembrava aver scaturito qualche effetto. Il ministero, infatti, aveva sospeso i lavori. Tuttavia, spiega il missionario, gli scavi non si sono mai fermati. I camion partono ogni settimana verso il Camerun, alla frontiera non ci sono controlli e nelle casse dello Stato non entra nulla. Quindi probabilmente è una decisione presa più per salvare la faccia, ma poi concretamente i lavori stanno continuando e continuando questo disastro ecologico. Speriamo di riuscire ad avere almeno qualche cosa, come almeno che rimettano a posto il letto del fiume dopo aver finito i lavori e che qualcosa ricada anche sulla popolazione e sulla comunità locale. Alcuni appuntamenti per la diocesi domani mattina, domani per tutta la giornata. I volontari del centro di aiuto alla vita di Chiavari saranno presenti all'Ipercoop Leudi di Carasco per una raccolta straordinaria di generi alimentari per la prima infanzia. Sarà un modo per contribuire all'attività portata avanti ormai da diversi anni dal CAV a sostegno della maternità e a favore della vita. Il centro di aiuto alla vita di Chiavari opera attraverso le 2 sedi: al centro Benedetto Acquarone, dove i volontari sono presenti il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17, all'opera Madonnina del Grappa di Seste Levanti, dove lo sportello è aperto il giovedì dalle 10 alle 12. E domenica mattina invece sarà inaugurato il restauro del oratorio di Nostra Signora Assunta a Portofino, che ha riportato alla luce l'affresco quattrocentesco nascosto dagli strati superiori che si sono accumulati nel corso degli anni. La Santa Messa della Domenica delle Palme sarà celebrata alle 11 dal parroco di Portofino, Don Alessandro Giosso. Seguirà la relazione sugli interventi di restauro di Alessandra Cabella, della soprintendenza, e della restauratrice Federica Bruschi, dell'architetto Osvaldo Garbarino e del professor Luigi Soroldone. Domenica pomeriggio si svolge invece a Seste Levante la giornata diocesana dei giovani, con un appuntamento alle 17:30 in piazza Bo. Da qui si inizierà una riflessione sul significato della parola accogliere, strutturato in diversi appuntamenti. Il primo sarà un dialogo con i passanti incentrato proprio su questo tema, mentre il secondo sarà l'ascolto di 3 testimonianze. Il vescovo proporrà una riflessione conclusiva. E con la celebrazione del precetto pasquale presieduta dal vescovo, il Serra Club del Tigullio ha coronato il cammino in preparazione della Pasqua. Durante la serata c'è stato spazio anche per la premiazione del concorso bandito dal Serra International. Vediamo. Con la messa celebrata da Monsignor Alberto Tanasini nella cappella del villaggio del ragazzo si è concluso il percorso in preparazione alla Pasqua organizzato dal Serra Club del Tigullio per i suoi 30 soci e i simpatizzanti. Un percorso articolato e incentrato sul tema dell'autenticità. È partito con la conclusione degli incontri sui giovani fatti da Don Federico Picchetto, che ci ha chiesto di essere testimoni autentici per essere segno nei confronti dei nostri ragazzi. Poi abbiamo fatto un ritiro a Bose, dove abbiamo meditato con una sorella un tema quaresimale, e oggi col Vescovo abbiamo celebrato la Santa Messa, e questa sera con un service a favore del seminario concludiamo, ci prepariamo alla Pasqua. È un cammino che ci ha fatto crescere, sia a Bose che le parole del Vescovo questa sera ci spronano a essere più autentici, e Don Picchetto ce lo ha detto, per essere segno nei confronti dei nostri nipoti, nei confronti dei giovani che sono alla ricerca della loro vocazione. Noi dobbiamo essere autentici, non dobbiamo essere straordinari, ma dobbiamo essere noi stessi, con i nostri pregi e con i nostri difetti.
La serata è stata anche l'occasione per consegnare un riconoscimento alla preside dell'Istituto Gianelli Antonella Maggio, all'insegnante dell'Istituto Cabotto Orietta Coriandolo e all'insegnante del Liceo Luzzati Francesco Cassanelli per i lavori scritti e in grafica degli studenti delle 3 scuole che hanno partecipato al concorso bandito per il 15° anno dal Serra International sul tema dei valori che non cambiano pur nell'evidente cambiamento che sta attraversando la società. La cena è stata anche l'occasione per una raccolta fondi a sostegno del seminario, come è nella mission del Serra Club, il cui scopo è appunto il sostegno ai giovani che si preparano al sacerdozio e ai sacerdoti stessi. Un esempio, uno dei service, come li chiamiamo noi con un termine un po' inglese, che tutto l'anno ci accompagna, è quello di portare i sacerdoti anziani a celebrare le messe nelle parrocchie scoperte, sia d'estate che d'inverno. Ci sono delle parrocchie dove il sacerdote ha degli altri impegni, allora noi andiamo a prendere un sacerdote anziano, lo portiamo e insieme condividiamo la mezza giornata, la giornata domenicale. È stata posticipata la festa annuale dei ministranti della diocesi di Chiavari. Il tradizionale appuntamento aperto a tutti i chierichetti si svolgeva di solito il 25 di aprile, quest'anno invece la festa è stata spostata a mercoledì 1° maggio. La politica amministrativa adesso è stato ulteriormente posticipato al 15 giugno il termine per effettuare interventi di ripascimento e di messa in sicurezza delle spiagge del litorale. La proroga riguarda l'utilizzo dei contributi erogati da Regione Liguria nel 2017 per un totale di 1.200.000 euro a favore di 57 comuni costieri che ne hanno fatto richiesta. I termini erano già stati prorogati al 30 di aprile, l'ulteriore proroga è stata decisa in seguito alle richieste e agli appelli da parte di alcuni comuni costieri che a causa di altre mareggiate verificatisi nei mesi di febbraio e marzo non sono ancora riusciti a concludere i lavori avviati dopo la mareggiata più forte di fine ottobre. Regione Liguria nel frattempo ha stanziato altri 1,3 milioni di euro che i comuni potranno utilizzare entro l'anno. E viste le condizioni meteo di questi giorni, anche le amministrazioni comunali di Chiavari e di Rapallo con un'ordinanza hanno consentito il prolungamento dell'accensione degli impianti di riscaldamento sino al 25 aprile compreso per un massimo di 12 ore giornaliere. Sono 17 le nuove rastrelliere per biciclette collocate in città a Chiavari. Le nuove installazioni sono in Piazza Matteotti, Piazza Verdi, Piazza Fenice, Piazza Leonardi, Piazza San Fron, Corso Dante, Via Bighetti e Via Costaguta. Le strutture vanno ad aggiungersi alle 30 già in uso e con la previsione di collocarne ulteriori 25 nei luoghi ritenuti più opportuni per soddisfare le esigenze dei cittadini e migliorare l'arredo urbano. Collocate le ultime rastrelliere, la Polizia Municipale avvierà un più fattivo controllo degli stalli utilizzando una cartellonistica appositamente creata per i casi fuori norma. Avviso di codice rosso rileva un'infrazione gravissima, la bicicletta deve essere spostata entro un giorno, altrimenti verrà rimossa. Il codice arancione per un'infrazione grave, 3 giorni di tempo per lo spostamento. Il codice giallo indica una violazione per cui il proprietario ha 10 giorni di tempo per trasferire il proprio mezzo. E novità per la raccolta differenziata a Chiavari, a seguito dell'entrata in funzione delle isole ecologiche automatizzate in via Marana, Piazza Verdi, Largo Pessagno e via Marsala, sono state eliminate nel centro storico le vecchie postazioni di raccolta rifiuti presidiate. Da lunedì tuttavia dalle 6 alle 11 tutti i giorni, esclusa la domenica, in via Doria e in Vico del Bastione saranno operative 2 isole ecologiche presidiate in cui sarà possibile conferire tutti i materiali. Il personale della cooperativa Maris sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni relative alle modalità di conferimento e al corretto utilizzo delle isole automatizzate già presenti in città. Ed è giunta alla fase finale l'edizione 2019 di Liguria Crea Impresa, il concorso di idee lanciato da YLab e che domani a Chiavari decreterà le 3 realtà vincitrici nelle rispettive categorie. Diversi i momenti che caratterizzano la giornata con dibattiti, incontri e tavole rotonde. Alle 12 all'Auditorium San Francesco spazio anche alla tematica del marketing territoriale con un relatore molto particolare. Vediamo. Perché ci sono molte altre terre più belle, la Liguria, la Toscana, tutta la Bassa Italia, però voglio dire, lì quasi, quando vai in quei posti lì, sembra quasi di dar fastidio, capito? Ho voluto pagare, sì, però, capito, non è
in Romagna sono arrivati clienti, via, si buttava per terra, ci passi sopra che... Gli spunti della comicità di Paolo Cevoli, che sarà a Chiavari per parlare di marketing territoriale romagnolo, ma anche il caffè con gli imprenditori del calibro di Garrone, Gozzi, Messina e Mondini, una tavola rotonda per parlare di finanziamenti alle start-up con gli investitori per arrivare alla fase finale vera e propria. Sono questi gli ingredienti che arricchiranno la tavola della giornata conclusiva di Liguria Crea Impresa, il contest promosso da YLab, che sabato decreterà le 3 idee imprenditoriali che, secondo la giuria che le dovrà individuare tra le 9 rimaste, avranno le carte migliori per diventare realtà e svilupparsi, ciascuna nella categoria di competenza: ambiente, cibo e turismo, economia del mare. Siamo partiti da più di 80 progetti e quindi i numeri hanno confermato anche l'interesse da parte dei ragazzi al contest, così come le passate edizioni. Sono stati selezionati 22 progetti, quindi 50 ragazzi che hanno partecipato per 2 weekend consecutivi alle lezioni in aula qui in YLab. Che consigli dare a chi è arrivato alla fase finale e vede il traguardo a portata? Come fare lo sprint finale per tagliarlo per primo? Molto si giocherà anche sulla presentazione, sulla capacità di impressionare la giuria, che è composta comunque dai nostri sponsor. Ci sono sponsor per le 3 categorie: l'ambiente, il food e il turismo e la Blue Economy, che ascolteranno, oltre alla Camera di Commercio, la Confindustria e l'Università di Genova, che giudicheranno questi progetti. Quindi sarà molto importante, credo, anche per i ragazzi impressionare la giuria con una presentazione, questo pitch di 5 minuti in cui dovranno colpire sia per originalità dell'idea, per bontà del progetto e anche per capacità espositiva. Testare le procedure di allertamento previste dal piano comunale di Moconesi è l'obiettivo della prima esercitazione di protezione civile che sia mai stata effettuata in Val Fontanabuona. Domani il Radio Club Levante mobiliterà i suoi distaccamenti di Santa Margherita, Chiavari, Lavagna, Ne e Moconesi per organizzare l'esercitazione Valle Sicura 2019. Nello specifico verrà simulata un'allerta meteo idrogeologica rossa con conseguente attivazione del centro operativo comunale di Moconesi. Dalle 9 alle 16 circa 60 volontari e tutti i soggetti coinvolti saranno in campo per gestire l'ipotetica calamità, con particolare attenzione alla catena di comando e al corretto utilizzo delle attrezzature impiegate. Al termine, dopo le 16, ci sarà spazio per le riflessioni su quanto testato e la consegna degli attestati di partecipazione. Una realtà, il Radio Club Levante, che di recente ha festeggiato i 25 anni di attività. Vediamo. Emergenza e formazione. Possiamo considerarli 2 pilastri per il Radio Club Levante, il gruppo di volontari che da oltre 25 anni opera sul territorio del Tigullio, nato da una comune passione. Noi nasciamo come radioamatori, come CB, siamo raggruppati una ventina di amici, appunto 25 anni fa, con la passione delle comunicazioni radio. Non c'era internet, non ci sono i computer e quindi abbiamo fatto gruppo di amici così, i cosiddetti baracchini. Dopo poco però ci siamo accorti che le comunicazioni radio sono molto importanti, possono essere utili e quindi abbiamo trasformato la nostra associazione in un qualcosa di positivo, in qualcosa di costruttivo, di punto di protezione civile. Dal 1993 l'associazione è progressivamente cresciuta, entrando a far parte della Federazione Italiana Rice Trasmissioni e nel Sistema Nazionale di Protezione Civile. Oggi può contare su un numero significativo di volontari debitamente istruiti su come comportarsi nelle situazioni di difficoltà per prestare aiuto. Partiamo da questo presupposto, che non si deve improvvisare nulla. Oggi il volontario rispetto a giusto 25 anni fa è preparato, sa come muoversi, è formato, è la cosa basilare. Noi quando arriviamo sui posti non dobbiamo fare domande, non dobbiamo chiedere nulla, sappiamo come agire, per cui la nostra sfida è quella di avere persone preparate, sempre pronte e che non siano di intralcio ma siano di aiuto, che poi è il nostro compito. Noi non dobbiamo aggiungere difficoltà a chi ha già difficoltà, dobbiamo risolvergliele. Ecco, con i ragazzi formati che hanno fatto appunto corsi di formazione, hanno studiato e sono anche preparati fisicamente, riusciamo a avere queste soddisfazioni che poi la gente appunto con una stretta di mano, una pacca sulle spalle ci ringrazia e di questo noi siamo felici. Un quarto di secolo caratterizzato da progressive conquiste. Oggi Radio Club Levante ha 5 sedi dislocate in varie zone del Tigullio, un gruppo antincendio boschivo, un'unità cinofila, un gruppo di mountain bike per il monitoraggio nelle aree parco e un impegno che si rinnova di volta in volta nello spirito di servizio. Agiamo in ambito sia regionale che in ambito nazionale, quando ci chiamano rispondiamo presenti.
Sestri Levante ha ricevuto questa mattina il premio per i comuni ciclabili assegnato a Verona da FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Il riconoscimento è stato ritirato dal consigliere Andrea Garibotto. Comuni ciclabili è un'iniziativa che misura e attesta il grado di ciclabilità dei comuni, premiando gli sforzi delle amministrazioni che mettono in pratica misure concrete per la promozione della mobilità su due ruote. La città dei Due Mari può contare sulla presenza di 5 km di piste ciclabili, di cui 1,5 nei parchi Mandela e nel quartiere della Lavagnina, e di un servizio di bike sharing disponibile sia per i cittadini sia per chi visita la città. La cronaca: un 25enne straniero è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri di Rapallo. Il giovane nel pomeriggio di ieri avrebbe asportato prodotti di cosmetica per circa 280 euro in un supermercato. Dopo aver oltrepassato le casse senza pagare è stato fermato dai militari. L'uomo, già aggravato da pregiudizi di polizia, è stato processato per direttissima. La merce è stata restituita. E i carabinieri di Borzonasca hanno denunciato un 43enne di Sestri Levante per minacce e lesioni personali. L'uomo, durante un diverbio con la fidanzata avvenuto nell'abitazione della stessa, ha minacciato la ragazza, il fratello 46enne e la madre 70enne. Nell'alterco l'uomo avrebbe procurato lesioni al fratello della fidanzata, giudicate guaribili in 5 giorni dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. E siamo allo sport, secondo fine settimana di regate per lo Yacht Club Chiavari nello specchio acqueo chiavarese. L'appuntamento è con 50 anni di derive, nata nella tradizione dello storico trofeo Boletto. Oltre 50 le imbarcazioni attese per una prova che da quest'anno entra nel circuito del campionato nazionale. Qual è il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento è sabato e domenica. Abbiamo 50 anni di derive, che è il proseguio del famoso trofeo Boletto Caravella d'Argento, e quest'anno riveste una particolare importanza perché come prova è prova nazionale sia per la categoria Fireborn che per la categoria Contender. Oltre a queste due classi naturalmente ci saranno anche i laser. Le barche iscritte sono più di 50 e sarà uno spettacolo bellissimo vedere dalla passeggiata a mare, perché il campo di regata è proprio qui davanti a Chiavari, queste 50 barche sfrecciare nel mare. 2 giornate quindi di regate? Sia sabato che domenica, essendo anche prova nazionale il numero delle prove da effettuare deve essere superiore a 5 e così via, tante problematiche con la federazione. Però ritengo proprio quest'anno, essendo nazionale sia per i contender che sono più di 20 se non 25, che per i Fireborn che di solito sono da 15 a 20, sia una bellissima prova. Oltretutto gli equipaggi vengono veramente da tutta Italia, da Bracciano, dalla Puglia, da tutta Italia. E dopo 50 anni di derive che cosa ci aspetta? A metà marzo abbiamo il Memorial Franco Casareto, sarebbe la 4ª edizione ed è in memoria di Franco Caporn, noi lo chiamavamo così, che era un nostro socio e mancato improvvisamente. Però abbiamo desiderato proprio insieme a tanti soci del club ricordarlo con un evento, perché poche persone come lui si sono date da fare per il nostro circolo e le barche dei soci del circolo. Sempre per la vela, domani lo Yacht Club Sestri Levante organizza la 27esima edizione della Coppa Bo, regata per la vela d'altura, aperta alle classi ERC, ORC, monotipi e libera. Per la pallanuoto serie A2 maschile, alle 15:30 domani al Parco Tigullio di Lavagna si disputa la 16ª giornata del campionato, che vedrà scendere in vasca il Lavagna 90 contro il Civitavecchia. Per i padroni di casa è importante mantenersi nella zona playoff e quindi fare punteggio pieno. L'allenatore Andrea Martini potrà contare su una rosa in buona condizione fisica, fatta eccezione per Menicocci, ancora infortunato. Atteso il pubblico di casa per incitare la squadra a continuare la striscia positiva. Nella nostra scheda adesso gli appuntamenti in agenda per domani.
Appuntamenti in agenda per sabato 13 aprile. A partire dalle 8 fino alle 20 tra le vie del centro storico di Chiavari si svolgerà il mercatino dell'antiquariato con la partecipazione di circa 180 espositori provenienti da tutta Italia. Ad Eiva Marina a partire dalle 8 giornata ecologica per la pulizia del percorso lungo il torrente Valdeiva. La sede dell'Avis di Santa Margherita Ligure in via Martiri del Turchino rimarrà aperta dalle 8 alle 12 per ricevere i volontari per la donazione del sangue. Il Teatro Massone di Pieve Ligure ospita a partire dalle 9.30 la conferenza Il disagio giovanile, rischi, comportamenti e nuove emergenze, organizzata dall'Associazione Culturale di Promozione Turistica Golfo Paradiso. Inizierà alle 10 in piazza Davico a Rapallo la maratona musicale del Corpo Bandistico Cittadino. L'ensemble proporrà esibizioni ininterrotte sino alle 22 di sera. L'obiettivo della giornata è quello di raccogliere fondi per la realizzazione di una passerella che permetta l'accesso ai disabili alla spiaggia di via Avenaggi. I corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo propongono un incontro con Antonio Farina che parlerà su La Passione di Cristo nel cinema. Appuntamento a Villa Quairolo alle 16. L'epoca eroica della vela, navi e marinai negli ex voto dei santuari mariani di Chiavari è il tema della conferenza che Hernani Andreatta terrà a partire dalle 16 nella sala Aldo Solari del Circolo Fanin di Chiavari. Si parlerà di Niccolò Sanguinetti, detto il Santo Turco. Alle 16 nella Biblioteca Internazionale Città di Rapallo, con sede a Villa Tigullio, si svolgerà il 6° appuntamento della rassegna Sabato in Biblioteca, con la conferenza di Caterina Olcese Spingardi dal titolo Sculture in piazza, monumenti e curiosità in Liguria. Torna per la 3ª volta a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure il 700 va in scena, evento in costume d'epoca che rievoca l'atmosfera, le abitudini e lo stile di vita del XVIII secolo. L'evento è a cura dei ragazzi della classe quinta del linguistico del Liceo Davigo di Rapallo. Le visite si svolgeranno ogni 30 minuti a partire dalle 16 fino alle 19. Alle 16.30 il Museo del Damasco di Lorsica presenta la mostra Ali di farfalle, disegni di luce, personale della coppia di artisti Antonella Tiozzo e Yun Van Hoang, trapiantati in Val Fontanabuona fin dagli anni 90. Nei locali dell'Associazione Spazio Aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure, a partire dalle 17, seconda parte della conferenza del professor Federico Ermirio su La musica per e nel cinema. Dalle 17 nell'auditorium della Filarmonica di Chiavari si tiene il concerto Movie and Brass Ottoni al cinema a cura degli studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Nell'ambito della rassegna Nicco Kermesse, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Camogli e l'Ente Parco di Portofino, viene presentata una serie di immagini storiche della Riviera Ligure provenienti dall'archivio di Gaetano Canepa. Alle 18 l'inaugurazione nella Galleria P46 del Porticciolo di Camogli. Nella Sala Albino della Biblioteca di Lavagna, alle 21 andrà in scena il recital Un pianoforte per due. Al piano Simone Gragnani, illustrazioni a cura di Sara Vergnano e Matteo Costa. Saluta il signore Harvey è il titolo dello spettacolo che sarà portato in scena alle 21 all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo, regia e adattamento di Francesca Capitane e Omevilli per una produzione Artemis Levante. Al Teatro di Cicagna alle 21 verrà messo in scena il capolavoro comico di tutta la produzione teatrale di Peppino De Filippo, la commedia in 3 atti Non è vero ma ci credo, messa in scena dalla compagnia Il Croco Gufo di Genova con la regia di Angelo Formato. Al Teatro Comunale di Soria alle 21 verrà presentato il libro Antimafia quotidiana, consapevoli del nostro futuro, guida al consumo critico. Interverrà tra gli altri Don Francesco Fiorino, fondatore del Centro Studi Giusti di Sicilia. Lo spettacolo Lunaria verrà portato in scena alle 21 al Teatro degli Emiliani di Genova Nervi, la regia è di Daniela Ardini per Lunaria a Levante. X-Files Godano, la zecca clandestina e i suoi reperti alla luce delle analisi condotte dal CNR di Pisa saranno raccontati dal professor Palleschi e dall'archeologa di Godano Monica Baldassarri. Appuntamento alle 21.15 nella sala consigliare del comune di Sesta Godano. A causa delle previsioni meteo che danno pioggia nel weekend, in particolare nella giornata di domenica, la visita guidata a Borzone prevista per domani e l'escursione con il FAI a San Martino di Licciorno domenica 14 aprile sono rimandate a data da destinarsi. Alla conclusione alle 21.10 su Telepace 1, canale 15, la nuova puntata di Noi Chiesa, la rubrica dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Vediamo in anteprima i titoli. Senza comunione non c'è annuncio del Vangelo. Il messaggio del Vescovo alle comunità di Santa Margherita, San Michele e Portofino. Con la Santa Messa si è conclusa la visita pastorale. E negli ultimi giorni di visita pastorale si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio pastorale dell'ambito di Santa Margherita, San Michele e Portofino, una realtà snella chiamata a suggellare il cammino di unità.
Siate corresponsabili dell'educazione cristiana dei figli. Monsignor Tanasini ha incontrato i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano il catechismo e per il vescovo anche un pranzo con i cresimandi. Gli anziani ospiti della residenza protetta Pellerano Rainusso di Santa Margherita Ligure hanno incontrato il vescovo nel cammino della visita pastorale. Monsignor Tanasini ha amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi. Una comunità piccola ma grande nella devozione a Nostra Signora di Guadalupe. Nella quinta di Quaresima la messa su Telepace è stata trasmessa da Santo Stefano d'Aveto. La parrocchia vive in comunione con le altre realtà della valle. Giornata diocesana giovani. Domenica pomeriggio appuntamento a Sestri Levante per una riflessione sul verbo accogliere. I ragazzi chiamati a confrontarsi con i passanti. Inaugurata la nuova sede Unitals in corso a Sarotti a Chiavari in occasione dei 90 anni della sottosezione. È la prima esperienza in Liguria di un ufficio aperto sulla strada. In cammino verso l'autenticità si è concluso il percorso in preparazione alla Pasqua per i soci del Serra Club. Ultimo appuntamento, la celebrazione del precetto pasquale presieduta da Monsignor Tanasini. Ed è tutto per questa edizione di TG oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul sito internet teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.